Sei in treno, no? È un tipo ben distinto, no? Senta in treno, lì senta, no? Con sto boccetta piccinino, tutto ancora in fascia, in braccio, no? A una fermata, una signora la monta su, si sente proprio di fronte a sto tipo, no? Si sente lì di fronte, la comincia a guardare, no? Lo guarda il boccetto, lo guarda, e mi scusi, ma sei un maschietto? Sì, signora. Mamma mia, ma quanto bello gelo quel puteluto, ma guarda che ganassote rosse, ma se lo suo? No signora, non sei mio. Dopo un fiato, e mi scusi, ma se non sei suo, e sei di qualche sonevodo? No signora. Dopo un altro fiato, e mi scusi, ma guarda quanto bello quel sebordo che occhioni, mamma mia lo mangiaria, ma se non sei neanche di qualche sonevodo, e sei di qualche altro suo parente allora? No signora. Dopo un fiandino ancora e mi scusi, non voglio disturbarlo, ma se non sei suo, se sono qualche suo nevoto, di qualche suo parente, e sarà di qualche suo amico allora, mi dica, mi dica. No signora. Dopo un altro fianco ancora, e mi scusi, ma allora, ma di chi sei lo sto bel butello allora? Signora, sono un rappresentante dei profiattici, va bene? E questo qua, è un reclamo, galla capito?